Tensioni crescenti sul fronte delle popolari venete. Dopo la bocciatura della Vicentina da parte di Borsa Italia, ora è la volta di Veneto Banca, che giovedì affronterà il primo di 3 passaggi strategici per la sua stessa sopravvivenza. È il rinnovo di presidente e consiglio di amministrazione, dove si starebbe da giorni consumando la battaglia all'ultima delega. E per molti, dopo la Caporetto della Popolare di Vicenza, la battaglia per dare futuro a Veneto Banca suona per tantissimi azionisti sia dall'una che dall'altra come una sorta di linea del Piave. Infatti, la delusione per il mancato collocamento in borsa, dopo i pessimi risultati dell'offerta pubblica per l'aumento di capitale di Popolare Vicenza, non fa altro che aumentare l'astio anche verso l'affare Veneto Banca. Così, a distanza di 2 giorni dalla prima assemblea fuori dai confini di Montebelluna, a Marghera, nell'area dell'ex Expo, è un crescendo di presi di posizione, puntualizzazioni, accuse sul passato, presente e futuro di Veneto Banca. E se per Popolare di Vicenza già si chiede il rinnovo del CDA con nuovi vertici, espressione del Fondo Atlante, oggi di fatto padrone della Vicentina, per Veneto Banca è in corso il duello tra l'attuale dirigenza e la lista espressione dei piccoli e medi azionisti. In mezzo a migliaia di piccoli investitori, tutti con un unico obiettivo dichiarato: farsi ridare indietro i soldi da chi li ha sperperati. Un'azione di responsabilità al momento non ancora votata in Veneto Banca. Abbiamo denunciato il fatto che la Veneto Banca ha cercato di fare in modo che appunto i soci avessero difficoltà a partecipare, l'ha messa appunto a Marghera in un giorno lavorativo, ha anche rilasciato documentazione priva della firma del presidente, quindi invalida, e quindi sta facendo di tutto per evitare appunto che i soci partecipino a questa assemblea. È molto importante partecipare, è molto importante esserci, perché verosimilmente si discuterà anche e forse si delibererà anche in ordine all'azione di responsabilità contro la precedente gestione, la gestione Trinca la gestione Trinca, che appunto, come per la gestione Zonin Popolare di Vicenza, era responsabile del disastro della banca e del fatto appunto che i soci hanno perso tutti i loro soldi.